Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti amici dell'oroscopo, ultimo lunedì dell'anno e noi siamo pronti ad affrontarlo con la grande energia delle stelle di Radio.0 e quindi partiamo subito, iniziamo dall'Ariete. Comunicare agli altri quelli che sono i vostri pensieri e pareri potrebbe essere più difficile oggi per via della luna nell'indecisa Bilancia. Un inizio settimana non proprio scattante, quindi per voi, per portare avanti alcune decisioni ci sarà da lavorare. Toro, dopo il weekend natalizio è tempo di riprendere le vostre attività, ma questo non è un problema per voi, così determinati e abituati all'impegno. Di occasioni per dimostrare a un superiore ciò che sapete fare e mettervi in luce ne avete, quindi non sprecatele. Gemelli, con la luna nell'amica Bilancia siete davvero in gran forma in questa settimana. La vostra ambizione unita a gentilezza e raffinatezza farà poi il resto. Di sicuro non vi fermate di fronte a un diniego o una porta chiusa, ritentate, avrete più successo la prossima volta. Cancro, il desiderio di piacere a tutti e di fare nuove amicizie potrebbe spingervi a mutare i vostri ideali, che invece dovrebbero rimanere fermi lì dove sono. Voi piuttosto comportatevi con estrema sincerità, il partner capirà che si è trattato solo di un piccolo sbaglio. Leone, grazie al sestile lunare vi sentite in grado di fare tutto da soli, placate l'animo un po' troppo baldanzoso però e accettate l'aiuto dei colleghi. Collaborare, ricordatelo, è molto meglio, anche se a volte dovrete faticare per far accettare anche le vostre proposte. Vergine, qualcuno potrebbe cercare di farvi cambiare opinione, ma voi rimanete della vostra idea con grande sicurezza e fiducia nelle vostre capacità. È possibile che un amico abbia bisogno di un consiglio da parte vostra, donategli un po' del vostro tempo senza indugio. Bilancia, la luna corre a farvi gradita visita, amplificando il vostro romantico sguardo della vita, cosa che potrebbe presto ritornarvi molto utile. Dovete fare uno sforzo però per raggiungere l'armonia, ma avete l'energia di Marte e anche la pazienza di Saturno, quindi siete in una botte di ferro. Scorpione, dopo giorni pieni e caotici potreste aver voglia di un po' di riposo, al riparo dal rumore e dalla confusione per recuperare proprio il vostro equilibrio. Se il vicino abbasserà il volume della musica, in cambio promettete di aiutarlo, magari in qualche lavoretto di casa. Sagittario, avete oggi una marcia in più, visti gli ottimi rapporti tra Luna e Marte, perciò non perdetevi in chiacchiere e concentratevi piuttosto sul da farsi. Avete tutte le carte in regola per mettervi in tasca qualche soldino extra? Beh, che state aspettando allora? Capricorno, dovrete far fronte a discordie tra amici o all'interno della coppia per via oggi della quadratura tra il Sole e la Luna. La pazienza non è mai troppa, ricordatelo. Mostrate il lato migliore del vostro carattere cercando di arrivare quanto prima a un accordo. Acquario, riuscirete a sfruttare tutto il tempo a vostra disposizione grazie al trigono Luna-Saturno, perciò non trovate altre scuse, reggerebbero ben poco. Accettatela una piccola responsabilità in più sulle vostre spalle, dato che poi ne ricaverete un bel profitto, parola delle stelle. E chiudiamo infine con i pesci. Anche se avete dei limiti e non pochi, non è detto che questi siano negativi, anzi, la vostra sfera d'azione, se vi liberate da alcune paure, è ben chiara. Date la vostra disponibilità nel supportare la persona amata, alcuni progetti infatti non possono proprio aspettare. Ed è tutto quindi anche per questo inizio settimana dalle nostre stelle, l'appuntamento con l'oroscopo è per domani, quindi ci risentiamo per tutte le ultime novità, intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0